Parliamo di crediti formativi. È un'innovazione. Quali sono gli obiettivi? I crediti formativi sono stati introdotti quest'anno e servono soprattutto, prevalentemente a riconoscere una preparazione dei dirigenti. Il nostro obiettivo è quello di dare una migliore preparazione ai dirigenti sulle varie materie. Abbiamo trattato quest'anno molte materie, da tutte le materie regolamentari, le materie sulle regole del gioco, quelle sulla tutela sanitaria, e gli aspetti fiscali, tributari delle associazioni, gli aspetti giuridici. Insomma, abbiamo trattato a 360 gradi tutte le questioni che riguardano l'attività amatoriale. Durante queste lezioni abbiamo spiegato tutti gli aspetti prevalenti di queste materie e abbiamo riconosciuto ai partecipanti dei crediti formativi. Le squadre cui dirigenti avranno partecipato a un maggior numero di lezioni e quindi ha ottenuto un maggior numero di crediti formativi avranno il vantaggio di avere delle agevolazioni fiscali, delle agevolazioni pecuniarie ai fini del pagamento dell'iscrizione ai prossimi campionati. Quindi i più bravi, quelli che sono più preparati potranno portare in dote alla propria squadra dei crediti formativi che consentirà a questa squadra di pagare meno la quota di iscrizione. Ok, da qualche anno c'è la possibilità, qualora un tesserato non giochi, di svincolarsi e passare a un'altra squadra. Non credi si possa aprire una finestra di mercato? Ma teoricamente sì, ovviamente. È vero anche il contrario, che essendo libero un giocatore di giocare dove vuole, non ha più alcun vincolo con la squadra. Ma anche se ce lo avesse, sarebbe invece la squadra a poter chiedere il costo di questo cartellino, come avviene in altri ambienti. Quindi ogni questione ha un aspetto positivo e anche un rischio. Questo rischio io credo che in ambito amatoriale sia molto limitato, molto ridotto, perché posso immaginare solo una persona poco intelligente che paga un giocatore per giocare nella propria squadra. L'obiettivo del calcio amatoriale è quello di divertirsi, stare insieme, magari vincere, però non sicuramente l'obiettivo principale è quello di vincere, ma è quello aggregativo, di socializzazione. Se uno viene nell'ambito amatoriale con gli obiettivi di pagare i giocatori, lo trovo una persona che proprio non ha capito niente, sleale, ma soprattutto che non ha capito niente del mondo amatoriale. Chiaro. In Lega Calcio Friuli Colinare c'è un eterno dibattito, accompagnatore sì, accompagnatore no. Ci puoi spiegare le due scuole di pensiero e quali sono gli intenti futuri di questa dirigenza? Ma sì, è un dibattito che è nato con la Lega Calcio, non so se è nato prima l'uovo o la gallina. Sono due scuole di pensiero. Beh, partiamo dal principio che il dirigente è quello che fa la squadra e quindi dà una garanzia per il futuro. Poi se sono più dirigenti danno ancora più garanzia, perché c'è il rischio del factotum, cioè che ci sia un unico responsabile della squadra, poi manca lui e la squadra svanisce. Quindi la figura del dirigente è una figura assolutamente da tutelare, da dare rilevanza. E in questo senso c'è un'idea e su questo siamo tutti d'accordo. Non siamo tutti d'accordo, ma anche a livello dirigenziale, nel consiglio direttivo stesso della Lega Calcio, c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro. Alcuni ritengono che la figura del dirigente anche debba avere un rilievo nell'ambito della partita e quindi non debba essere un giocatore, altri ritengono che sia importante la figura del dirigente ma niente gli impedisce di poter giocare. Chi è favorevole al fatto che non giochi vuol dare una maggiore ufficialità alla funzione del dirigente e quindi ricavargli una figura dettagliata di non giocatore. L'altra idea è quello di dire che il dirigente ha comunque una sua funzione e se gioca non è che questa funzione viene meno.
sono due scuole di pensiero che non hanno mai trovato una soluzione e credo che sarà difficile trovarla. In questo momento c'è una tendenza a rivalutare la questione e riesaminarla e forse qualche cambiamento ci potrebbe essere. Io me lo auguro perché appartengo all'altra scuola di pensiero, cioè quella di siamo amatori e quindi possiamo giocare. Ok. Fabrizio, il terzo grado di giustizia era stato tolto, adesso è stato riposto in essere, come mai? Dunque, quando avevamo delegato il terzo grado di giustizia all'ente di promozione sportiva di cui facevamo parte, quando siamo usciti avevamo pensato che non ce ne fosse bisogno. Capita che poche volte c'è la necessità di una valutazione più approfondita della questione, anche un grado in più, e quindi l'abbiamo ricostituito. Del resto abbiamo moltissimi colleghi, avvocati che contribuiscono a dare qualità all'ambito disciplinare e quindi con il loro aiuto non abbiamo problemi ad avere un collegio giudicante di terzo grado. Ok. Parliamo di osservatori di Lega. Quali sono le sue funzioni e quali sono i rapporti da tenere con le associazioni? Beh, gli osservatori di Lega sono un istituto importante per la Lega Calcio. Purtroppo non ha avuto il successo che avremmo voluto. È difficile trovare un osservatore di Lega che praticamente è chi rappresenta sul campo il consiglio direttivo ed è la persona alla quale i dirigenti delle squadre dovrebbero rivolgere le loro istanze, le loro richieste e questa persona dovrebbe essere interprete poi in consiglio direttivo della comunicazione avuta con i dirigenti. Quindi dovrebbe essere il referente sul campo del consiglio direttivo. Purtroppo non siamo riusciti a creare una figura così preparata che dia queste garanzie alle squadre. Molto spesso chi svolge questa funzione la vede più dal punto di vista arbitrale, fa l'osservatore dell'arbitro più che l'osservatore di Lega e quindi dà le valutazioni sull'arbitro, che è una funzione, che è una parte della funzione, ma è il 50%. Ci manca quest'altro 50% e le figure che abbiamo mandato sui campi, alcuni fanno bene il loro mestiere e qualcun altro non è forse all'altezza. Ok. Abbiamo finito? Bene.